Ast, metà dell'Ottocento. Ansità è una famiglia antivista che stava innanzi merit per l'angaggi antiafè. Sono gli Ottolenghi, della comunità ebraica stesana, che via man sta buttando insieme una fortuna economica, ma in tanti commerci e finanza, ma che ha dedicato al bene della città e all'aiuto alla cultura, perché ha creduto che sia un dei pivot che possa andare una giusta trasformazione sociale. Ha innamorato le robe belle delle antichità, ha sostenuto gli artisti, ha fatto pitture, sculture e opere antiche che attestano la storia della civiltà. Gli Ottolenghi hanno l'idea persuasiva e col gusto per le collezioni che sta slargandosi in tutta Europa e che alle pinen maca a mano ai nobili, ma con un bel numero di banchieri, mercanti e uomini d'affari. La famiglia Ottolenghi ha scatta a Nast uno dei palazzi storici più bei e importanti, opera dell'architetto Benedetto Alfieri, una casa più soignata di tutta la città. Leonetto Ottolenghi, intellettuale e collezionista, una delle persone più abusate e attiviste della vita culturale e artistica stesana, in tanto sarpata ante i bei saloni del suo nuovo palazzo, accudisse il sogno che sue magnifiche raccolte d'opere preziose possono essere guardate e apprezzate da tutti. Non per desezzagna, ma perché ha sente la responsabilità di condividere con gli altri suo gran bonheur, perché i suoi concittadini possono argioirsi di tanta blessa e che vengono, ci sa, a conoscere culture e paesi da loro. La campagna d'Egitto di Napoleone ha inviscato tanta interesse e curiosità per i faraoni e ormai, da mezzo secolo, le antichità egizie si scianco da un man sul mercato antiquario. E con Leonetto Ottolenghi, che merci a sua generosità ha avuto il titolo di conte, ha nascendo la mascaria, accata una centina d'opere, scarabei, portabonheur, statuine e sepolture, cit bronze e divinità. Ma i tu col cœur due erche tombai ricche e decorazioni. Drinta una si trova una mummia che il galantuomo stesano chiama Signora delle Ninfee, Madama delle Ninfee, per cui la figura donna si sla sulla copertura con una corona di fior che hai rubato d'usman si cavei e sulla vesta. Ai sun per bonheur domini faità a arricchire il patrimonio culturale di post due a vivo. As deu al conte Leonetto Ottolenghi, a suo spirito filantropico e ansulì, se asta per gloriesse in una collezione egizia considerata tra le più importanti del Piemonte. Una bella testimonianza di collezionismo privato che diventa patrimonio a tutti.